definitiva questa mattina. Certo. Anche lui, il responsabile, deve scrivere le istanze in direzione ad alcune condizioni importanti. Il controllo reale quello che le nostre strutture siano in grado di poter adempiere a determinate peculiarità che loro chiedono ai loro concessionari e quindi sulla base di questo adeguare le norme anche attraverso magari una formazione legata alla presente. Questa sostanzialmente è un'azione che parte oggi stessa. Noi ci auguriamo che la risposta sia in tempi brevi. Della nostra posizione questo rappresentare è quello di salvaguardare le posizioni, salvaguardare la professionalità che deve rappresentare sul territorio, certo quello che chiedono vediamo quali sono queste garanzie che ci chiedono. Stavo portando avanti. Certo, voi l'avete dovuto fare in pieno interpretando, bisogna fatto anche bene, avete ragione voi, magari velocemente. Devo dire che anche la tua presenza, spero di aver capito, la grande presenza. Assolutamente. È stata anche da parte loro presa come. Ringraziamo tutti molto per essere pervenuti. Cioè, lo ha pure detto. No, credo notevole. Avere qui l'assessore è stato un impegno a portare avanti quello che è un problema serio, che condivido seriamente. Con i vostri rappresentanti di collegamento, magari ci vedremo a breve anche, io cercherò di interpretare le cose che io direi che di controllo, visto che siamo stati ricevuti, siamo stati ascoltati, abbiamo una continuità di rapporto, adesso tutti quanti sereni e tranquilli. Le pareti rose del laboratorio, la BC quella così, la macchina della pressione quella così, quella devi spendere 50. E così hanno io ho parlato con basta associarsi, il mio avvocato ha detto io mi sono associato ad altri